Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Fioi Williams scatenate, pole position di Jenson Button e quarto posto di Ralph. McLaren molto bene, noi non benissimo, una gara per noi favorevole. Sesto Sciubi, ottavo Rubens, Rubigno, Barri, Callus. Ok raga, andiamo e speriamo bene. Raga, tutti con le We're slick in secondo anti-stall, me. clutch in and Io build some revs. ho optato per le slick, per le intermedie, ma boh. Bisogna capire quanto tracciato è bagnato, perché sappiamo che una curva può essere bagnata Clutch out, we're green. dopo pochi metri può essere asciutto, che è la cosa che rende questo gioco unico. Fourth position, you're in fourth position. Attenzione, Second place, you're in second place. qua è molto bagnato. Qua è molto bagnato, bisogna capire dopo, adesso vediamo. Già qua è leggermente umido. Ma qua è asciutto ragazzi, qua è asciutto. Lei che mi sono già ciavato la gara. Comunque le Williams scatenate in questa seconda parte di mondiale, incredibile. Sì, qua è proprio asciutto ragazzi, ciao. Sarà impossibile tenere la seconda position. Ma rischio di perdere tanti punti, vabbè. Comunque se tengo 10% perché voglio andare bello dritto. Tanto cambia poco visto nei ritiri e nelle cose perché voglio fare tutte le stagioni e poi fare stagioni al 50%. Attenzione. You've dropped into P3. P3. Non la tengo, non la tengo. È poco umido qua, solo all'inizio è bagnato, ma però che gioco ragazzi. Prima parte del tracciato straumida, poi asciutta, leggermente umida. Questo non è un gioco, questo essere il gioco. Devo bagnare le gomme alla grande qua. Hakkinen è molto vicino. Le Williams rischiano veramente la doppietta, raga. Attenzione. No. Qua torna molto più umido. Ecco qua è bagnato, qua sì. Just 3 laps to go now, 3 laps. Dovrebbe essere sempre così, allora sì che potrei vincere, ma purtroppo dopo arriva l'asciutto. Dai, bene, stiamo sul bagnato, bagniamolo il più possibile. Stiamo fuori traiettoria. Qua però da qua comincia veramente l'asciutto totale. Le Williams volano, ma finché vincono le Williams a me può anche star bene. Mamma mia. Per fortuna Spa è una gara corta, raga, è macchina veramente vicino. Che Williams però signori, pole position di Jenson Button. Dovrebbe essere la seconda se non erro. Qua è troppo asciutto però, è troppo asciutto. Mamma mia, chi non è vicinissimo, devo tenere... qua... Comunque è un po' umido, va bene, va bene. Qua dovrei riguadagnare, infatti qua riguadagno. È la prima parte del tracciato, cioè diciamo la parte centrale del tracciato che rischio perché è completamente asciutta. Ma dopo posso dire la mia. Attenzione però qua, Hakkinen. Qua mi supera mica. You've moved down the order into P4. That's P4. Adesso qua torna l'umido grosso. Mamma mia che rischio. Lungo. You've moved up to P3. Lungo. Vai. You've moved down the order into Qua P4. va lento, però attenzione. P4. Qua va lento mica perché è bagnato. Che se è già 2 meno laps bagnato left. qua. Next time by will be your fourth. You've moved up to P3. Che lotta. Qua fanno fatica loro. Alla fine fanno fatica loro. Devo stare vicino alle ultime curve. Però le Williams stanno volando. Mamma mia.
Attenzione Hakkinen! Ma cosa ha fatto Hakkinen? Ma cosa ha fatto Michele? Ma ragazzi, ma veramente... Ho visto Hakkinen svolare. Ho visto... Mazzacane fuori trasmissione intanto. Ma ragazzi, ho visto... Ho visto Hakkinen svolare, ma io veramente non ho fatto nulla. Non ho veramente capito cosa sia successo, ma Hakkinen è svolato via, ragazzi. Abbiamo un'occasione incredibile. Villeneuve terzo, io non so cosa sia successo. Tanto Button perde la prima posizione, Ralph è primo. Qua è bagnato, però bene, bene, bene. Se me fanno fatica davanti. Anche se guadagnano qua è bagnatissimo, però. Adesso. Andiamo Villeneuve. You've moved down the order into P4. That's Villeneuve si P4. supera purtroppo. Attenzione! You've moved up to P3. Ma era una Williams quella. Second place. You're in second place. Ma era una Williams? Sì, siamo Ma cosa sta succedendo? This is your final lap. Alesi Final lap of the fuori. race. Ultimo giro, non sto capendo niente, ragazzi. Button primo, io secondo. Fuori quindi Ralf Schumacher. Ha fatto un incidente Ralf. Hakkinen ai box. Non devo sbagliare, ragazzi, posso perdere tanti punti oggi, incredibile. Il finimondo in Belgio. Comunque niente, la vittoria, la seconda vittoria consecutiva non mi riesce mai. Qua di nuovo bagnato, scelta azzeccata alla fine, eh. Scelta azzeccata, grande Cuba. Ralf Schumacher, trasmissione fuori, mamma mia, incredibile, incredibile sta gara. Pazzesco. Qua siamo adesso qua con queste condizioni qua. È perfetto per noi. No! Mamma mia. Poteva essere doppietta Williams, ragazzi. Qua mi stanno regalando la seconda posizione. Finimondo in Belgio. Finimondo in Belgio. Comunque grande scelta di gomme per Veneziano. Vince Button. Vince Jenson, ma per noi secondo posto di una pesantezza scandalosamente meravigliosa. Secondo posto pesantissimo. Hakkinen non va a punti. E noi arriviamo secondi. Yes! Grandi, raga. Ragazzi, ecco le qualifiche. Coulthard primo, Barrichello secondo. Hakkinen quinto, noi 13esimi, non in grande forma. Primi punti per la Jaguar di Johnny Herbert per il Divine Camper del mondo. Wow, disaster, attenzione. Nuvoloso, possibile pioggia, ma zero. Asfalto umido, quindi andiamo così e si gode. Vai raga, oggi qualificazione difficile. Le piove We're in leggermente. anti-stall, clutch in and build some revs. Ma non è da gomme intermedie. Clutch out, we're green. Vai, non fare una rimonta mostruosa, sarà durissimo, io ve lo dico. You're in P11. We're in 10th. Sfruttiamo We qua. drop to 11. Mamma mia, come la sfrutta il You Cume. have P5, P5. Fourth position, you're in fourth position. Siamo già quarti, raga, le partenze sono così. Le partenze sono così. No! No, vabbè. Second place, you're in second place. No, vabbè. Qua ho fatto la giocata. Barrichello è primo, ma qua il Cume ha fatto la giocata. Il Cume Schumi.
E qua possiamo ipotecare il costruttore se siamo primi e secondi. Possiamo ipotecare, se sono in crisi le McLaren comunque. Qua piove, ragazzi, è nuvoloso anche. Attenzione. No! La salva, non la salva. You've moved. You're falling down the. Eccola qua. You've Mancava un fallen into errore. P14. Errore vergognoso. Mi gioco il mondiale sto errore, secondo me. Secondo me la pista umida mi ha tradito. That's moved us up into P13. La pista umida ha tradito Veneziano. Ah, che errore, cosa mi sono mangiato, ragazzi. Okay, good pace. Carry on with the job. Hakkinen è You've quinto. fallen into P4. Speriamo That's possa moved rimanere us up into quinto. P13. Ma va. Che erroraccio, che erroraccio. P12. We have P12. Marabatto, vabbè. Come deve recuperare il Fallen. Kumeshumi. Sta provando, Fallen. vola! You've- Vola! Incredibile. Incredibile. Buttata via la gara. Vabbè. Brutto ritiro, sono proprio volato via. Okay, good job, mate. Monza. Really well done. That was a fantastic drive. Vediamo se Hakkinen recupera, Hakkinen in terzo. Vince Barrichello e questa è una buona notizia. Per noi brutto errore. Rubigno. Almeno la vittoria di Barrichello ci dà morale. Qua recupera purtroppo Hakkinen. Beffa atrocissima, ci vediamo per le classifiche. Raga, andiamo a vedere la classifica: 71 punti Kumeshumi, 67 Hakkinen, mamma mia, 4 punti di vantaggio, ma Barrichello era, ragazzi, Barrichello può fare il terzo incomodo, mamma mia, Rubigno, che stagione, che mondiale, che gioco, che tutto. Nella costruttori invece stiamo dominando, in realtà c'è solo 16 punti di vantaggio, però insomma siamo comunque in testa in questo momento con un leggermente più tranquillità. Poi abbiamo nelle vittorie Hakkinen, cioè Shumi Kume 5, Hakkinen 4, Barry 3, Button 2, 8 Ferrari, 4 McLaren, 2 BMW, poi il totale veneziano Shumi, Hakkinen, Barrichello e Coulthard e Jenson, Button come si suol dire, 7 Ferrari, 6 McLaren, 1 Williams. Lo score comundiale è 14 gare, 5 vittorie, 5 pole, 8 podi, 4 ritiri. Raga, le prossime 3 gare sono fondamentali perché c'è USA, Malaysia e Giappone. Quindi, anzi, Malaysia, Japan, no, scusate, USA, Japan e Malaysia. Proprio come. Quindi, ragazzi, bisogna assolutamente far punti perché siamo veramente a ridosso della fine. Cioè, siamo alla fine del mondiale, raga. 3 gare e abbiamo solo 4 punti di vantaggio. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!